Guglielmo un regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Il padre di mia moglie mi aveva sempre detto: portala dove vuoi ma non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Benvenuti, buonasera. Un saluto affettuoso a voi che come noi amate andare in cerca di belle canzoni. Comincia stasera la seconda tornata di audizioni, il secondo weekend. Ci aspettano 5 nuove proposte. Stasera abbiamo anche la fortuna di avere con noi un ospite particolare che ci raggiungerà tra un poco anche qui al tavolo, che è Zibba, e che ha preparato qualcosa per tutti noi, che ci proporrà sul palco più tardi. Vi ricordo che come a noi della Commissione di Ascolto spetterà la scelta dell'assegnazione del premio Un Certain Regard per la miglior performance, a nostro modo di vedere, della serata, a tutti voi spetterà, se volete, la scelta del vincitore. Potrete farlo utilizzando il dispositivo di voto di cui siete muniti. Ogni poltroncina ha questo dispositivo di voto. Al momento giusto, cioè a fine serata, vi ricorderò le modalità di voto molto semplici, ma insomma per comodità lo farò a quel punto. Ringrazio gli studenti dell'Università di Macerata e di Camerino che ci coadiuvano in questo lavoro di ascolto, che siedono
alla sinistra, alla nostra sinistra e alla nostra destra, e vi prego di accoglierli con un applauso, perché credo che stiamo facendo insieme un lavoro interessante e istruttivo sia per noi che per loro. E presento coloro che stanno con me al tavolo. Dalla mia sinistra Marcello Lamatina, che è docente di filosofia del linguaggio presso l'Ateneo di Macerata, Stefano Bonagura, critico e giornalista musicale, l'ho appena rammentato e si è manifestato. Zibba, con noi stasera in ascolto. Io sono Ezio Nannipieri, vicepresidente di Musicultura. Alla mia destra siede Piero Cesanelli, fondatore e direttore artistico di Musicultura. Poi Marco Maestri, nostro stretto collaboratore e compositore, e Roberto Giampò, docente di matematica presso l'Ateneo di Camerino. Allora possiamo a questo punto salutare chi ci ascolta e ci vede in streaming, e abbassare le luci e partire. La prima proposta di stasera è B. Benvenuta. Passione di un vento e i capelli di lei accarezzò, colorando i suoi occhi. Una sera d'estate arrivò, come all'alba una rugiada la sua bocca di luna cercò, come all'alba una rugiada la sua bocca di luna cercò. Sorridendo al respiro di luglio una curva arrivò, e nella notte i suoi raggi d'argento mostrò, come al sole l'onda azzurra le sue labbra d'amore bagnò, come al sole l'onda azzurra le sue labbra d'amore bagnò. Ma i sentimenti a volte muoiono nelle parole, per poi morire nella vita del prossimo dolore. E allora rubami l'attimo, l'attimo infinito, d'un attimo finito. Soffrendo la strada al tramonto il cielo guardò,
ricordando i suoi occhi di nuovo a volare iniziò. Come stella con le ali, la sua bocca di nuovo cercò. Come stella con le ali, la sua bocca di nuovo baciò. Come stella con le ali, la sua bocca di nuovo baciò. Buonasera a tutti, questa è la storia di una pallina che è su un flipper. Il flipper è una carta geografica e la pallina si ferma un po' nelle regioni che le piacciono di più. In ogni regione succede qualcosa di particolare. Salta, da un cuore all'altro salta, salta un sorriso e salta una tristezza, una gioia, una carezza, salta una lacrima napoletana, tra la distanza e l'indifferenza che a volte non si capisce, perché si mente e si ferisce, e intanto vola, vola. Vola, 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 da un paese all'altro vola, vola un accento e vola un sentimento. Vola un duello d'onore, vola un amore, vola un tradimento, tra una passione e una rivoluzione che a volte non si capisce, ed è lì che si impazzisce. E intanto gira, 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 gira. Gira, 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 gira da un'anima all'altra, gira, gira una fetta come girano le mie dita, gira un fiore attorno al suo colore. Luglio, agosto e settembre, fra una melodia odessa ed una principessa che a volte non si capisce e all'improvviso poi sparisce. E intanto vive, la musica sopravvive, vive un capriccio
e vive un ricordo. Grazie. Si dice che noi campani napoletani abbiamo la musica nel cuore. In realtà utilizziamo la musica anche per esorcizzare i dolori più brutti, quelli che ci lascia una storia d'amore finita. È il nostro modo per, se vogliamo, sorriderci un po' su. Giornale, giornaletta, sigarette, poi mi metto un coppoletto, non voglio più pensare. Sto sempre innamorata mentre chi la pensa nata, quante volte mi ha lasciato non mi posso rassegnare. Giornale, giornaletta, sigarette, soffernuta e cotoletta, e mo che mangia magnà. Ma magna solamente, ricorda chi sta amore, quanti botte ma saziato non ci posso più pensare. Magna solamente, ricorda chi sta amore, quanti botte ma saziato non mi posso più scordare. Giornale, giornaletta, sigaretta, poi maizza coppolietta perché non posso dormire. St'amore m'ha distrutto come l'osso nuvolo sotto, quanti botte giù chiagnuto non ci posso più pensare. Giornale, giornaletta, sigaretta, soffernuta e cotoletta, neanche il vino ci sta più. M'aveva solamente sapore chi sta amore, mentre canta anima e cuore, nato amore arriverà. M'aveva solamente ricorda chi sta amore, mentre canta anima e cuore, nato amore arriverà. Vai a giornaletta, sigarette, poi maizza coppolietta perché non posso dormire. St'amore m'ha distrutto come l'osso nuvola sotto, quanti botte giù chiagnuto non ci posso più pensare. Giornale, giornaletta, sigaretta, soffernuta e cotoletta, neanche il vino ci sta più. M'aveva solamente ricorda chi sta amore, mentre canta anima e cuore, nato amore arriverà. M'aveva solamente sapore chi sta amore, mentre canta anima e cuore, nato amore arriverà. All'alba vincerò. Grazie. Ciao. Ecco. Ok, ci sono. Ci Sento la sei? voce fuori campo. Io sono qua. Ecco, ciao. Senti, leggo qui pianista, logopedista, vocal coach, adesso qui cantante, cantautrice. Insomma, in questi casi no, la domanda è quasi d'obbligo, cioè diciamo questa dimensione così poliedrica è la tua dimensione nella quale ti senti così compiuta? Oppure stai soltanto ancora cercando di decidere? Insomma, No, penso che alla base di una scelta di crescita e di evoluzione ci sia la curiosità. Quindi è comunque un mondo, se vogliamo, collegato. La voce, la riabilitazione della voce, lo strumento, io mi occupo di voce cantata, quindi utilizzo, passatemi il termine, la musica anche nella riabilitazione, per cui è comunque diciamo, un campo semantico unito, generale, è un tutt'uno. Ok, va bene, grazie. Ciao. Ciao.
innanzitutto ti faccio un brevissimo complimento per il primo brano perché mi ha emozionato tantissimo, però ti volevo fare una domanda. Sì. Ho sentito 3 cose molto diverse, 3 Sì. composizioni che vengono da 3 ambiti davvero un po' differenti, anche se si riconosce nella scrittura un qualcosa. E questo è perché fai tante cose diverse o perché ancora stai cercando cosa davvero ti piace? In realtà non ho mai avuto intenzione di legarmi ad un genere. Credo che l'ispirazione non vada confinata, altrimenti se ne può perdere l'essenza. Quindi se io decido di sposare un genere, poi magari mi limita in quello che può essere una giornata in cui sono ispirata dallo swing, o magari un'altra in cui mi ha lasciato il fidanzato, quindi non voglio vincolarla ad un unico genere. Sì, effettivamente sono molto diverse le 3 cose, però c'è un filo conduttore come nella questione precedente. In realtà ne facevo più un fatto proprio di testo, di significato, di ambiente, non tanto sonoro, capisco che è un'esplorazione. Sì, è vero, anche perché il primo pezzo è nato insieme a Fausto Mesolella, che è il chitarrista degli Avion Travel, un autore molto molto bravo, ed è una storia precisa di un bacio che era troppo piccolo d'età per poter raggiungere la sua fidanzata. Quindi a un certo punto il bacio diventa maggiorenne, prende la macchina, ritorna indietro nel tempo e va finalmente per la prima volta a baciare la sua fidanzatina. C'è una citazione quasi letterale, almeno nelle prime note, bacchiana in quel pezzo. Sì. Viene dai tuoi studi, viene da un'idea avuta insieme a Fausto? Viene dai miei studi di musica classica. Lui è un grandissimo cultore di musica classica, per cui spesso ci ritroviamo in sintonia nell'utilizzare cose che vengono dal nostro background musicale, me per questioni didattiche, lui per questioni culturali e d'ascolto. Cerchiamo di fare un connubio e poterlo infilare un po' nelle cose che ci piacciono. Grazie Nunzia. Prego. Mi sembra che ci siamo. Grazie. Grazie a Ti tutti. salutiamo. Grazie. Abbassiamo le luci e adesso è la volta di Luca Benicchi. Automaticamente tu vivi così. Che bel ristorante, che bella gente, profumo di niente. Automaticamente lo sai bene anche tu. Hai fatto la spesa, sei già andata in chiesa a benedire l'amore che viene e che va, ma lo fai inutilmente e continui da un po' a farti del male, non volendo affrontare il bisogno d'amore, quello che non ti va, e vivi così, 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 automaticamente, prendendo quel che viene, lasciando quel che va, e vivi così, 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 automaticamente, e fai finta di niente, sarà quel che sarà. Automaticamente metti in fila i tuoi guai, ma non ti riconosco e sei fuori posto nella vita che fai. Automaticamente ti confondi così, nascosta sul fondo, fuggendo dal mondo, che poi non è mai come lo volevi tu, ma una vita decente. Puoi cercarla se vuoi, magari spezzando questa folle catena che ti renda giustizia e ne valga la pena, e vivi così, 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 automaticamente, prendendo quel che viene, lasciando quel che va, e vivi così, 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 automaticamente, e fai finta di niente.
Passano gli anni, passano, ma passano invano mi sembra. E quello che passa, la storia è la solita storia per tutti. Volano gli anni, volano, ma quando ti giri e li cerchi, sono spariti nel nulla e nel nulla li lasci morire. Automaticamente mi saluti e poi vai. E c'è il tuo lavoro, ma fuori dal coro non canti mai. Automaticamente è meccanico ormai. Il tuo modo di fare, tirare a campare senza rischiare la felicità. Tutto va casualmente, un po' dritto e un po' no. E quello che accade alla fine pervade, non è mai una tua scelta ma la fatalità. E vivi così, così, così automaticamente, prendendo quel che viene, lasciando quel che va. E vivi così, così, così automaticamente, e fai finta di niente. Sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà. Grazie. 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 Il pezzo che vi facciamo ascoltare ora è una sorta di autoritratto e si chiama Sono Toro. Oggi il segno zodiacale non mi dice il vero. La mattina parte male e io mordo il mondo intero. Il lavoro e poi gli amici sembrano diversi. Scopro nelle mie radici segnali controversi, ma il profilo a me si addice. Tu sei sempre lì e lo sai che non mi piace dover dirti solo sì. Ma non posso farci niente, non lo posso controllare. Maledetto l'ascendente che continua a farmi male. Sono Toro, accurata persuasione. Sono Toro, adorabile ossessione. Sono stabile e cocciuto, sono tenero e di cuore. Sono ardente nell'amore. Sono Toro, preferisco non mollare. Sono Toro, costruirmi un bel finale. Solo candide certezze, senza inutili amarezze. Sono Toro, è per questo che mi adoro. Oggi non ne vuol sapere di sorridermi la vita, mentre cerco di capire, ricucire la ferita. E non ce la faccio proprio a dovermi rassegnare. C'ho il cuore battagliero e non lo lascio andare. Disarmato e ben disposto, quasi docile e difeso. I tuoi occhi li conosco, mi sollevano di peso. E dietro, con davanti la speranza di riuscire a
salire, riducendo la distanza. Sono toro, accorata persuasione. Sono toro, adorabile ossessione. Sono stabile e cocciuto, sono tenero e di cuore, sono ardente nell'amore. Sono toro, preferisco non mollare. Sono toro, costruirmi un bel finale. So candide certezze, senza inutili amarezze. Sono toro, ma è per questo che mi adoro. Sono toro, è per questo che ti imploro. Sono toro, io la verità la ignoro. Sono toro, è per questo che mi adoro. Grazie. Grazie davvero. L'ultima canzone è una canzone di speranza. E la speranza è che ognuno di noi possa incontrare nella propria vita la bellezza e riuscire così a vedere nelle cose e negli altri qualcosa da amare. La canzone si chiama La bellezza ci salverà. Non va. La tua stanchezza è davvero evidente e non sono state le tue nottate brave, ma è l'amarezza accumulata in questi anni dissoluti. Mi fai un sorriso e si capisce al volo che non ci credi più. Lo fai di circostanza, in fondo è connaturata dentro l'uomo la speranza. Ma la bellezza ci salverà. In un istante ti convincerà che conta l'anima e farla decollare è il meglio che puoi fare. Ma la bellezza ci salverà e come un'onda ti travolgerà, e quando arriverà rimarrai senza parole, senza più parole. La vita è quel che è, ma poteva andare peggio ed è l'unica che c'è. Prova a volerli bene, lei è la sola cosa che realmente ti appartiene. Continui a dire che va tutto come sempre, ma semplicemente è lo stallo della mente
che non riesce a immaginare che è possibile cambiare, ma la bellezza ci salverà, cancellando ogni perplessità, spingendo l'anima laddove deve andare. Tu lasciala rischiare, ma la bellezza ci salverà, e come il vento ti sconvolgerà, e quando arriverà rimarrai senza parole, senza più parole. La bellezza ci salverà, e come un'onda ti travolgerà, e quando arriverà rimarrai senza parole, senza più parole. Grazie, grazie, grazie davvero. Buonasera Luca. Buonasera. Sono qui al centro. Ci racconti nelle tue note, Luca, che di professione ti sei dedicato negli ultimi tanti anni alla comunicazione pubblicitaria, e penso noi tutti siamo portati ad immaginare che la comunicazione pubblicitaria, che deve essere al passo con i tempi, sia legata al fatto che chi la fa si adegua, e quindi con il passare del tempo adegua il linguaggio, la comunicazione, e sei costretto in un certo senso alla modernità della comunicazione. Questa cosa va evidentemente di pari passo con la tua passione, che è quella della musica, dello scrivere canzoni, dove tu sei molto più classico. Non ti senti evidentemente costretto alla modernità, costretta veramente della tua professione. È così? E come vivi questa disparità di trattamento nei confronti della modernità? La mia scrittura in musica è una scrittura istintiva che probabilmente attinge da radici che mi appartengono nel passato, e non ho mai inseguito il mercato o il gusto delle persone. Non mi sono mai preoccupato della modernità, non gli ho mai dato peso. Ho un modo di scrivere abbastanza istintivo, e probabilmente mi rimane appiccicato addosso quello che ho ascoltato nel corso degli anni, ma non ho mai fatto l'equazione. Cerco di inseguire una modernità per propormi in modo più attuale rispetto al contesto. Penso di fare un genere abbastanza decifrabile, che è quello, insomma, non inseguo la modernità senz'altro. Grazie Luca. Prego. In qualche modo la mia domanda è collegata a quella di Stefano. Non vorrei fare dei paragoni banali tra quello che è la tua attività professionale, e mi riferisco al marketing, alla comunicazione aziendale, e quello che invece la scrittura delle canzoni. Quello che mi interessa però è
se esiste un'analogia a livello di atteggiamento creativo quando tu cerchi di suscitare un'emozione nel pubblico che ascolterà poi una tua canzone, oppure verso quella platea di consumatori che dovranno in qualche modo apprezzare il tuo messaggio pubblicitario. Si riferisce alla scrittura di canzoni comunque, sì, stiamo certo. parlando, ok. Diciamo che la cosa che mi piace tanto del mio lavoro e che probabilmente si riflette un po' anche nella musica è la passione per le parole, no? L'idea in una frase, la sintesi, la fonetica di una frase. In questo senso c'è analogia con la comunicazione e con la creatività nella scrittura. Poi una cosa che mi piace fare e che in pubblicità si dovrebbe fare è quella di essere semplici, cioè riuscire a veicolare un'idea, un messaggio e un concetto con poche parole chiare, e quello cerco di farlo anche nella musica. Per me, ecco, diciamo che sarebbe un punto di arrivo riuscire a essere molto chiaro e molto semplice nella scrittura di canzoni, questo sì. Grazie. Prego. Sono qui, complimenti per la vostra Grazie, presentazione. grazie mille. Io sono incuriosito dal duo, cioè da questa singolare combinazione di pianoforte e chitarra, che sono due strumenti difficili da tenere insieme perché si corre o il rischio che l'uno dica banalità rispetto all'altro oppure che l'uno prevalga in maniera prepotente. Il pianoforte ha una razionalità che la chitarra invece declina in altro modo. Io vorrei sapere qualcosa di voi, cioè il vostro connubio musicale. Se così posso il nostro dire. connubio intanto è un'amicizia di vecchissima data, e io ho reincontrato Meme Lucarelli in una circostanza fortuita e sapevo di dover venire qua e gli ho proposto se aveva piacere di colorare un po' le mie canzoni, perché io sinceramente inizialmente pensavo di venire proprio piano e voce, ma proprio per farvi ascoltare le canzoni nella loro forma più essenziale, quella un po' come solitamente nascono per me. E poi ho incontrato Meme, che è un bravissimo musicista, che ha dei progetti suoi molto interessanti, e gli ho chiesto se voleva venire. Abbiamo così provato e cercato di incastrare i due strumenti con una modalità pertinente. Io sono contento che sia venuto. Grazie. Salve Luca, sono qui proprio di fronte a te. Salve. Io volevo chiederti, tu ti definisci un cantautore indipendente, no? Sì. Ora, forse già in parte hai risposto quando hai risposto alla domanda di Stefano Bonagura prima, ma se volevi aggiungere qualcosa in merito a questa definizione, perché capita spesso che dei termini, in questo caso un aggettivo, a forza di essere usati non si percepisca più qual è il reale orizzonte della loro valenza, e quindi dal tuo punto di vista volevo sapere che cosa intendi per cantautore indipendente. Beh, ho scritto cercando di giocare un po' con le parole, definendomi un cantautore indipendente, e ho aggiunto che sono indipendente perché non dipendo dalla musica, dal punto di vista del mantenere una vita, una famiglia. E quindi in questo senso, siccome oggi appunto si abusa del termine indipendente nella musica, ci ho giocato un po' anche io. Però ecco, questa mia, diciamo, posizione credo che mi dia dei vantaggi in termini proprio di come posso vivere questa spinta della pancia verso la musica, perché lo posso fare, diciamo, con una certa libertà. Il discorso del cantautore indipendente si riferiva proprio a questo concetto qua, no? Sono indipendente perché dalla musica di fatto non dipendo, ecco. Grazie. Prego. Grazie a voi, è stato un vero piacere, grazie.
diamo il benvenuto a Sikitikis. in giro per club, siamo in giro per club, fatti in giro per club, dai vieni in giro per club, in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club. Il club è la mia dimensione preferita, non troppo grande, non troppo piccolo, medio, 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 medio. Le luci del club erano più affascinanti e dopo le 3 le donne sono più invitanti. Non troppo grande, non troppo piccolo, medio, medio. Tutti in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club, in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club, in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club, in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club. I bagni del club sono micro contenitori di libertà. Nei bagni del club accadono cose, cose che chi non c'è non sa. Si scopa, si tira, si vomita, si disegna, si lasciano messaggi ai posteri, si intasano gli impianti idraulici, si telefona, si vende, si compra, si sviene, si attaccano adesivi, si staccano adesivi, si attaccano adesivi, si staccano adesivi. Non troppo grande,
non troppo piccolo, medio, medio. Tutti in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club. I just wanna talk about the club, baby. Tu vieni in giro per club, in giro per club. Siamo in giro per club, fatti un giro per club. Dai vieni in giro per club, in giro per club. Siamo in giro per club, fatti un giro per club. Dai vieni in giro per club, in giro per club. Siamo in giro per club, fatti un giro per club. Dai vieni in giro per club, in giro per club. Siamo in giro per club, fatti un giro per club. Dai vieni in giro per club. Tutti in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club, in giro per club, siamo in giro per club, fatti un giro per club, dai vieni in giro per club. Non troppo grande, non troppo piccolo, medio. Plachiamo gli animi, non c'è di che agitarsi. La repressione avanza, l'alternativa è sempre farsi. Da quando mio cugino è morto non è cambiato molto intorno. La nicotina mi fa stare meglio e anche quando bevo mi sento più tranquillo, ma molto più tranquillo. Sostanze psicotrope o disinibitorie, quello che riesco a darti sono solo scorie, avanzi del misero pasto e delle mie molte vergogne, e di chi sta raschiando il fondo per inventarsi storie per scappare dall'amore, lontano dall'amore, per poter vivere decentemente, con l'anestetico che rende stronza la gente. 1, 2, scrivere il romanzo interpersonale, la vecchia autobiografia che ognuno deve un po' inventare. Abbiamo perso ogni certezza, ogni speranza, ogni partita, soldi per terra e conti in banca, la dignità e le palle, e abbiamo smesso di gridare forte, abbiamo smesso di gridare, per poter vivere decentemente, un anestetico che rende stronza la gente. Per poter vivere decentemente, un anestetico che rende stronza la gente, stronza la gente. 1, 2. Grazie.
Vi salutiamo con una cosa che diciamo sempre alla fine dei nostri concerti. Noi siamo i Sikitikis, veniamo da Cagliari e vi ringraziamo, siamo molto onorati di essere qui, è un posto in cui ci sentiamo a casa. E finiamo con un pezzo che si chiama Fuori città, che ho scritto in 8 anni. La nave spaziale che torna da sola perde l'involucro nell'atmosfera, la pianta che cresce, che vivrà per sempre, che ti dà l'ossigeno per respirare, che ti dà una vita di cui prenderti cura e non come me, che andrò via questa sera. Milano è talmente diversa da qui, Milano ti perde e nasconde le lacrime senza parlare. Abbracciami più forte che puoi, giura su Dio che per sempre sarà, comunque vada, comunque vada, per un po' sarò fuori città. Liberami dal male delle tue sofferenze passate, liberami dal cielo, dai tuoni e dai lampi e da ciò che si deve pagare. Che puoi, giura su Dio che per sempre sarà, comunque vada, comunque vada, per un po' sarò fuori città. Abbracciami più forte che puoi, giura su Dio che per sempre sarà, comunque vada, comunque vada, per un po' sarò fuori città.
chiesto al cantante, prendi... Dagli il microfono. Una canzone di 8 anni, ci serviva un applauso lungo anche, no? Si poteva rovinare in 3 minuti e mezzo. Benvenuti a Macerata, Sikitikis. Grazie. Siccome voi avete una vita già abbastanza lunga, sono 15 anni di attività, avete fatto tante cose. Sulle prime anche cover di brani storici della canzone italiana, e in un certo senso avete costruito, l'abbiamo anche sentito in pochi pezzi come quelli che avete fatto stasera, solo 3, molto probabilmente godete voi Sikitikis della trasversalità di quello che fate, no? Per cui sono tanti i generi, non vi si può incasellare. Questo normalmente, diciamo, nella storia della discografia è visto malissimo dalla discografia, proprio perché non si incasella da nessuna parte. Fate tante cose. Questo però è il bello del gioco. Evidentemente se lo fate ne siete convinti e quindi la domanda è in qualche maniera scontata, però è evidente che puntate ad avere una statura che dal vivo è evidente, siete rodati e forse l'esperienza che deriva da tutti questi anni e dalle tante date che avete fatto vi consente di essere così e di arrivare comunque al pubblico che avete dal vivo. Immagino che dal vivo sia una storia tutta diversa da quella della discografia, giusto? Decisamente. È così per voi. Decisamente. Cioè girate tanto, suonate tanto e Questo questo è sì. inversamente proporzionale alla discografia. Sì, per certi versi sì, diventa anche necessario a un certo punto. Noi abbiamo fatto in 10 anni di attività discografica 500 concerti, che se vogliamo non sono neanche tanti se contiamo che sono 50 all'anno, cioè non sono tantissimi. È vero che di sti tempi è difficile fare tante date, però è anche vero che ci sono stati tempi in cui ne abbiamo fatte anche 100, quindi per quanto riguarda la trasversalità, noi siamo trasversali quanto sono trasversali poi i nostri ascolti, il nostro background, veniamo da, ma come tutti, io credo che quasi tutti i musicisti siano estremamente trasversali e con un po' di attenzione si riesce a quasi fare una sezione del DNA, del background di un musicista. Nel nostro caso non ci siamo mai fermati neanche quando le cose sembravano, quelle cose che sembravano funzionare di più. Noi fondamentalmente ci incaselliamo nel grande mondo del pop, noi scriviamo in forma canzone e ci proponiamo come un gruppo pop, poi c'è gente che dice pop rock, elettropop, pop qualcos'altro, di quello stiamo parlando fondamentalmente, scrivere canzoni e portarle, senza mettersi poi troppe paranoie sullo stile, mentre la vera paranoia è il divertimento. Se noi ci stiamo divertendo vuol dire che sta funzionando tutto. Ciao, buonasera. Ciao. Sono incuriosito da addetto ai lavori da questa cosa. Chi scrive e come nasce una canzone? Non l'ispirazione, ma quante stesure fai di un brano? Quante volte ci torni sopra? Questa cosa che hai detto degli 8 anni mi ha incuriosito. Insomma. No, ci sono canzoni che ho scritto in un quarto d'ora e canzoni che ho scritto in 8 anni. Tutto dipende dal rapporto che si instaura col brano. A volte semplicemente la prima stesura, ma che poi cosa te lo spiega a fare, che lo sai meglio di me. Cioè nella prima stesura... No, mi ha incuriosito perché, no, certo. perché ascoltando le canzoni ho avuto l'impressione che siano curate, insomma, in questo senso. Lo sono, però per esempio abbiamo perso, la seconda che abbiamo fatto, è una canzone scritta molto di getto, mentre questa canzone è scritta in 8 anni perché? Perché la prima stesura si capiva che la canzone aveva un potenziale, c'era qualcosa che io volevo dire che questa canzone non esprimeva ancora, e allora piano piano vai di cesello, poi magari è rimasta ferma un anno, poi la riprendi, cambi un verso, fai la seconda parte delle strofe diversa dalla prima, insomma ho provato in tutti i modi.
Certo è, quando ho trovato il ritornello, lì mi ha aiutato molto, perché quel ritornello apre tanto e quindi facilita un po' tutto, e quindi poi lì è diventata scorrevole. Dopodiché portarla in un disco ci è voluto ancora un po'. Ci è voluto Flavio, che è arrivato, diciamo, solo ultimamente nel gruppo, e ci voleva probabilmente aveva la necessità di diventare un pezzo molto asciutto, quindi ecco 8 anni di lavoro su un pezzo. Poi serviva anche probabilmente la nostra maturità per portare un pezzo così e non sembrare necessariamente una roba, senza fare paragoni, brutta comunque. Senti, ciao, sono qua. Senti, prima parlavi di facciamo pop, vogliamo divertirci e divertire, no? Però ho letto una cosa in giro, insomma, da qualche parte curiosa, che qualcosa tipo: per i primi 10 anni della loro carriera non rendono note le loro, diciamo, idee politiche, e poi a un certo punto decidono di scendere in campo, diciamo, dalla parte, insomma, supportando l'indipendentismo sardo. Allora volevo sapere se questa cosa ha un po' cambiato il vostro modo, si è riflesso in qualche modo nel vostro modo di scrivere e di proporvi, o è stato semplicemente una presa di coscienza e posizione rispetto a un problema che evidentemente, insomma, sentite vicino? No, è più la seconda, nel senso che politicamente la nostra musica non è mai stata influenzata. La nostra musica è stata influenzata più dalle storie d'amore andate male, fondamentalmente. Dici, le mie ovviamente. Sì. No, non vorrei che qualcuno in diretta streaming pensasse male, hai ragione, lui è sposato, ama molto sua moglie, per carità. No, la presa di coscienza per quanto riguarda l'indipendentismo, che ci tengo a sottolineare, non è una presa di coscienza nazionalista o niente di tutto questo, è una presa di coscienza geografica. In questi giorni si è discusso a Bruxelles se la Sardegna debba essere considerata un'isola o meno. Io ho detto: provate ad andare a Roma senza bagnarvi, a piedi, e vediamo se è un'isola. Cioè, non è che ci voglia tanto. E quindi sì, si stava discutendo sui termini dell'insularità della Sardegna. Su questa cosa in realtà noi abbiamo riflettuto tanto tempo fa, e io credo che la Sardegna debba essere quantomeno, non mi piace neanche usare più autonoma, però lievemente più sovrana. Poi insomma i percorsi come quello della Scozia, della Catalogna, dei Paesi Baschi, insomma siamo sicuramente una nazione matriosca in questo momento, dentro un'altra nazione, e non siamo secessionisti, esatto. Grazie. Grazie a te. Grazie ai Sikitikis, grazie davvero. Ciao. Prima di introdurre la quarta proposta di stasera, vi ricordo anche che nel foyer sono disponibili i CD degli artisti che vediamo susseguirsi sul palco, e vi assicuro che non c'è miglior soddisfazione per chi ha inciso un CD di vederselo comprare. Dunque, detto questo, do il benvenuto a Luca Tudisca. Buonasera a tutti, intanto, ciao. Allora, devo dire che di questi 3 pezzi 2 non li ho mai fatti, quindi questa è la prima volta, sono emozionato di farli qua. Il primo brano si intitola Attenzione, attenzione, ed è un brano che parla della forza che ognuno di noi ha quando pensa che è tutto finito, quando pensa che magari non c'è più nulla da fare. Ecco, quella è la forza che alla fine si presenta. Di sto pezzo parlerò appunto di questo. Attenzione, attenzione. Attenzione, pericolo di comunicazione.
La gente non sa più dove andare, se restare o andarsene lontano, se prendersi a pugni o camminare mano nella mano. Attenzione, attenzione, pericolo di contaminazione. L'amore mi ha colpito, qualcuno sa per caso se ci sia una cura per guarire? Qualcuno sa per caso che ci è riuscito? Sono la voce di chi tace, il giudizio di un giudice imparziale, la bocca, le gambe, la faccia di chi rimane al buio e se ne sta a guardare. Vorrei vivere come facevano un tempo, la pioggia li bagnava e li asciugava il vento, la pioggia li bagnava e li asciugava il vento. E dimmi allora cos'è questa forza che mi fa andare avanti, anche se coi fari spenti stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora, dimmi cos'è questa forza che mi fa andare avanti, anche se coi fari spenti stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora. La 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 la. Attenzione, attenzione, pericolo di comunicazione. Siamo soli e l'universo è troppo grande, le strade troppo lunghe, la vita troppo corta, ma la voglia di vivere tanta, tanta. E allora se sei felice gridalo forte, fa che tutti sentano, tanto a tutti che importa, mica possono rubarti la felicità. E dimmi allora cos'è questa forza che mi fa andare avanti, anche se coi fari spenti stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora, dimmi cos'è questa forza che mi fa andare avanti, anche se coi fari spenti stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora, yeah. La 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 la. Spenti, stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora, dimmi cos'è questa forza che mi fa andare avanti, anche se coi fari spenti stringo forte i denti e prendo bene la mira. Bersaglio mancato ma ci provo ancora, yeah, yeah. Grazie mille. Ok, questo era il primo brano, si chiamava Attenzione, attenzione. Adesso vi faccio sentire il secondo brano. Il secondo brano si chiama Guardami adesso. È un brano che dedico a due persone che non ci sono più. Noi pensiamo di essere immortali, pensiamo di essere dei supereroi, in realtà siamo soltanto esseri umani. O meglio, siamo immortali, la nostra anima è immortale, quello che facciamo, la musica è immortale, però quando succedono delle cose sembra difficile pensarlo. Quindi questo pezzo voglio dedicarlo a queste due persone che non ci sono più. Guardami adesso. È come vedere la vita che passa, a un tratto si ferma, il disegno perfetto, la mano che scrive, la trama del mondo, la mano che trema, ed il mondo si ferma e rimani sospeso, attaccato a un ricordo e ad un colpo di scena, e la musica suona, non è certo una scelta,
la vita che respiri, il dolore perfetto. Siamo incroci di mani che si sfiorano appena, una fusione di corpi che diventano ali. Siamo passi scomposti che ritornano a casa, ignorando il perdono e avendo perso ogni cosa. Ma forse un giorno io ti troverò. Tu guardami bene, tu guardami adesso e dimmi se in fondo un po' ti riconosci in quello che faccio, tra milioni di facce. Tu dimmi se ti riconosci. Tu guardami bene, tu guardami e basta. Questo silenzio è tutto quello che resta, ma ti sembra poco, dove tutto è rumore. Avessimo ancora il coraggio di amare in silenzio. Siamo come passanti che attraversano il freddo di una strada qualunque. Siamo schiavi del tempo, siamo il tempo che passa. Siamo come gli amanti che si chiedono scusa per un'altra promessa. Siamo facce sognanti che si spengono all'alba di un amore riflesso. Siamo il padre e la figlia che ritornano a casa, che si tengono stretti fino all'ultimo passo. Ma forse un giorno io ti troverò. Tu guardami bene, tu guardami adesso e dimmi se in fondo un po' ti riconosci in quello che faccio, tra milioni di facce. Tu dimmi se ti riconosci. Tu guardami bene, tu guardami e basta. Questo silenzio è tutto ciò che ci resta, ma ti sembra poco, dove tutto è rumore. Se avessimo ancora il coraggio di amare in silenzio. Oh! Grazie. Grazie mille. Il prossimo brano e ultimo si chiama La via del perdono. La chiamavano la via del perdono. Si trovava in un posto lontano, dove il tempo passava più in fretta, impresa difficile per
percorrerla tutta. C'era gente di ogni paese che ogni tanto per qualche occasione si portava alle spalle un fardello in attesa di avere una benedizione. Una donna vestita di bianco si pentiva per qualche reato, non aveva più santi né occhi per tutte le lacrime che aveva versato. C'era un uomo vestito da prete, se ne stava da solo a pregare. Forse un giorno verrà perdonato per non avere saputo mai amare. C'era un uomo dalla folta barba, lo chiamavano Babbo Natale. Distribuiva cospicui regali, era in cerca di donne o in cerca di affari. C'era un uomo vestito di rabbia, le parole fumanti nell'aria. Disse inutile girarci intorno, il perdono esiste soltanto di giorno, ma la via del perdono è per tutti. Gridò forte una voce lontana, mendicanti, bugiardi, ladroni, sia belli che brutti e perfino assassini. Sarà passato e le parole saranno tempesta, ogni peccato verrà perdonato e tutto il mondo si appresta a fare festa! Grazie. Sì, io intanto vorrei ringraziare i due musicisti che hanno suonato con me, che sono veramente eccezionali, cioè per me è un onore suonare con loro. Stefano Borsi e Andrea Di Cesare. Per me veramente, ragazzi, è un onore suonare con voi, quindi vi ringrazio di cuore, veramente. È stata una... Grazie mille. Buonasera Luca, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Sono qua. Eccolo là. Quello che ti chiedo riguarda la tua formazione in qualche maniera. Hai fatto scuola, hai frequentato scuole addirittura, no? Sì. Però una cosa che non si impara in una scuola è il talento. La scuola aiuta in certi casi a mettere a fuoco il talento, esatto. Però o ce l'hai o non ce l'hai. Nel tuo giudizio, quello che tu hai fatto come percorso formativo, in che cosa ti ha aiutato? Allora, innanzitutto la cosa fondamentale è che suonando, comunque facendo questo mestiere, la cosa fondamentale è che comunque hai a che fare con la gente, quindi la tua musica, quello che tu hai, lo trasporti, lo trasmetti alla gente. Il percorso di vita, più che scuola, cioè è proprio quello, è proprio cercare di trasmettere quello che fai, la tua passione alle persone. Quindi
non c'è scuola migliore che comunque poi rapportarsi col pubblico e con le persone che poi ti ascoltano. Questa è secondo me la scuola principale, a prescindere da quello che poi ti possono insegnare i maestri di musica e tutto. Poi quello che impari, lo impari cantando e suonando per le persone. Quindi la strada fondamentalmente. Esatto, la strada così. è fondamentale. Grazie Luca. Niente. Allora, analizzando un po' i tuoi testi, ho notato un uso molto personale delle rime e delle assonanze. L'ho visto che non sono simmetriche, non sono scontate. E in ogni caso i testi dei tuoi brani mantengono una notevole musicalità. Volevo sapere quindi il tuo rapporto con questi elementi, se costituiscono per te un supporto alla musicalità del testo, o se invece li vivi un po' come una costrizione stilistica letteraria. No, in realtà è puramente casuale, cioè nel senso che quando scrivo un pezzo non penso a cosa possa essere in rima oppure no, cioè nel senso che cerco che i testi siano musicali. Quindi analizzo dopo in realtà, cioè a progetto finito, nel senso che quando sto componendo in realtà non penso assolutamente a un tipo di stile musicale o un stile di scrittura, nel senso che nascono così e dopo appena le canto dico ma ho fatto questa cosa, cioè anche inconsapevolmente magari. Luca, salve, sono qui di fronte proprio a te. Ok, ecco. Ci sono libri, film, canzoni che per essere diretti, scritti o scritti e cantati, come nel caso tuo, hanno bisogno di vita vissuta, che poi si traduce in qualcosa come una canzone, per esempio. Mi sembra che nel secondo brano che hai fatto stasera, che ci hai proposto, si parli anche, sia un esempio lampante di questo, no? Volevo chiederti, tu sei molto giovane ancora, ma hai già delle esperienze alle spalle e soprattutto credo da quello che ci racconti nelle tue note, da quello che abbiamo letto di te, che questa passione per la canzone sia di vecchia data, insomma, non è che è nata molto presto, è nata. Allora in questa prospettiva volevo chiederti come vedi te il Luca di 7, 8, 9 anni fa, quello che faceva ancora, con che atteggiamento le canzoni che scrivevi al tempo? Ma cioè le canzoni sono vita vissuta, no? Quindi più vivi, più fai esperienza, più scrivi canzoni di un certo tipo, più scrivi di certe cose, quindi in realtà è proprio quello, il vivere delle cose, cioè, e poi la vita ti dà tante opportunità per scrivere, perché dappertutto c'è qualcosa di cui parlare, quindi la cosa fondamentale è capire e cogliere il senso logico, anche non logico, delle cose, nel senso, per poi scrivere le canzoni. Tutto sta nella sensazione, è una questione secondo me è una questione di sensazione, di quello che provi in quel momento, e in quel momento di vita che stai vivendo, quindi vivere la propria vita a pieno, oppure fare delle scelte giuste o sbagliate, tutto pane per poi scrivere le canzoni. Ti ringraziamo. Ciao Luca. Grazie mille. Le luci basse sono il segnale che il palco è pronto per ospitare i Capabro. In bocca al lupo.
Buonasera e benvenuti a tutti. Noi siamo i Capabro e voi siete il nostro pubblico. Ringraziamo Musicultura per averci ospitati questa sera, ringraziamo Macerata per essere qui, ringraziamo il pubblico da casa. Ora potrei dirvi tantissime cose su di noi, ma non abbiamo abbastanza tempo, non mi sdilungherei e lascerei parlare la musica. Io ti guardo, tu mi guardi, è vero amore, non importa se io sono già in pensione, il mio fascino si sa non l'ho perduto. Tu mi guardi e mi riguardi a brutto muso, giovane ragazza universitaria, hai 20 anni ma ti ho fatta innamorare. Sarà il mio profumo che pervade l'aria, o il mio Rolex, la mia limousine, chissà. Maria Antonietta, sei la mia donna, la mia tipa perfetta. Maria Antonietta, ti sposerò, ma non mettermi fretta, no! Maria, Maria Antonietta, Antonietta, i miei 80 anni sì li porto bene, ho 3 ville e 7 alberghi a Saint-Tropez. Questa sera poi ti porterò a ballare e staremo fuori fino alle 3. Giovane ragazza universitaria, hai 20 anni ma ti ho fatta innamorare. Sarà il mio profumo che pervade l'aria. Fatto sta che tu di già mi vuoi sposare. Maria Antonietta, sei la mia donna, la mia tipa perfetta. Maria Antonietta, ti sposerò, ma non mettermi fretta. Maria Antonietta, sei la mia donna, la mia tipa perfetta. Oh, Maria Antonietta, ti sposerò, ma non mettermi fretta, no, non mettermi fretta, no, non mettermi fretta, no, mettermi fretta, no, mettermi fretta, no, mettermi fretta, no, Grazie mille pubblico. Noi andiamo avanti, il prossimo pezzo è un pezzo che parla di un uomo, ve lo introduco brevemente, di un uomo che si trova da solo in casa col proprio pesce. A parecchi di voi uomini sarà capitato di rimanere da soli in casa col vostro pesce? Vi assicuro che non è una sensazione piacevole. Quest'uomo intrattiene una conversazione col suo pesce fino a scoprire che forse il pesce è più intelligente di lui. Il
pezzo fa così. La. È notte fonde, sto rinchiuso in casa a ragionare. Dati alla mano, conto le bollette da pagare. Non sono sposato, non ho la fidanzata. Penso al mio futuro mentre ingoio una frittata. Dentro la vasca i pesciolini nuotano felici. Che culo che hanno loro a non dover pagare l'ICI. Io son disperato, mi arrampico a uno specchio. Non ho ancora 30 anni e già mi sento così vecchio. Vecchio, vecchio, ma nuoterò felice come un pesce che dentro una vaschetta nasce e cresce. E sorriderò, sorriderò. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Penso al lavoro, alla fatica, a quello che ho passato per affittarmi questo bilocale scalcinato, mentre un pesciolino mi guarda impertinente. Vuoi vedere che tra i due è lui il più intelligente? Mica avrà trovato una maniera per uscire, per lasciar tutti a bocca aperte e andare verso il mare, per accontentare la sua sete d'avventura e per dimostrare che non si deve aver paura. Ora, oramai nuoterò felice come un pesce che dalla sua vaschetta fuori esce. E sorriderò, sorriderò. Oh, 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 oh. Così il pesciolino in piena notte, alle 4:27 esatte, dalla vasca dichiara il suo sfratto, fa un bel salto e scende di soppiatto, con il suolo evita l'impatto, ma c'entra in pieno la bocca del gatto. Nuoterò felice come un pesce che dalla sua vaschetta fuori esce. E sorriderò, sorriderò. Oh, 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 oh. Grazie pubblico. Ora vi salutiamo con un pezzo che è un pezzo che parla d'amore. Noi riteniamo che ci sia bisogno di pezzi che parlino d'amore perché nessuno ha mai scritto un pezzo che parla d'amore. Quindi ci è venuta questa idea geniale di scriverne uno.
fa esattamente così. C'è un concetto dibattuto da anni che fa scrivere tante canzoni e io di esempi ne avrei a milioni, vi farebbero cadere. Le braccia, ma che la cosa vi piaccia o meno, io ve la spiego in un baleno. Che voi siate bellissimi o brutti, non importa, l'amore è di tutti. E infatti, l'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico. Chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. Per Baglioni era piccolo e grande, ma nessuno l'ha mai visto in mutande. Gino Paoli in una stanza chiude il cielo, manco fosse stato Cristo nel Vangelo. Ma la storia si fa accattivante se si leggono le rime di Dante, se si dà in pasto una scolaresca la tragedia di Paolo e Francesca, se si prendono per buone tante verità o si prendono pasticche per l'acidità dello stomaco, del sangue o del cuore, o pasticche per fare l'amore. Non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico e so che rischio di passare per cinico, non condivide l'interesse artistico, l'amore non è un concetto futuristico. Way. La 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 la. Sull'amore di Modugno ci pioveva, mentre la bambina sua le diceva, e poi Tenco da poeta popolare si innamora perché non ha di che fare. E De André, il re di tutti i cantautori e sostenitore fiero dei valori, si presume non volesse avere in sposa un'amica stretta di bocca di rosa. Se si prendono per buone tante verità o si prendono pasticche per l'acidità dello stomaco, del sangue o del cuore, o pasticche per il raffreddore. E ciù. 3, 2, 1, via! L'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico e so che rischio di passare per cinico, non condivide l'interesse artistico, l'amore non è un concetto futuristico. Insieme l'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico e so che rischio di passare per cinico, non condivide l'interesse artistico, l'amore non è un concetto futuristico. Way. La 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 la. Ok, grazie per essere stati con noi. Vi presento i membri della band. Ha suonato per noi alla batteria questa sera Barbara D'Urza. Grazie amori, vi amo.
chitarra Diego Armando Maradona. Ok, io sono Giovanni Rana e voi siete i miei tortellini. Buonanotte, buona continuazione, ciao ciao. Grazie. Sembra che abbiate esaurito il pozzo delle domande. No, c'è una domanda. Allora, intanto, di nuovo benvenuti, grazie. Grazie. L'aspetto scenico è importante per voi, lo sapete, lo si vede, e quindi siete anche abituati a suonare davanti al pubblico. La domanda è se a livello di quando scrivete canzoni, già in testa, insomma, si pensa come funzioneranno davanti a un pubblico, oppure se vi ponete anche dal punto di vista di una canzone che può esistere, anche queste lo possono fare, ma sembrano più nate per una rappresentazione teatrale anche, ad un semplice ascolto, senza vedervi. Allora, la risposta più saggia da dare in questo caso credo sia dipende. Nel senso che alcune canzoni nascono in maniera del tutto spontanea, al di là magari di quanto può sembrare costruito il nostro, chiamiamolo, spettacolo, in maniera spontanea. Altre sì, chiaramente il pubblico è parte integrante di uno spettacolo, non il nostro, quello di chiunque, credo. E quindi, essendo parte integrante, il pubblico gioca un ruolo importante. E quindi alcune canzoni non è che nascono semplicemente per attrarre più pubblico o attrarre pubblico in generale, ma chiaramente nascono per coinvolgere. Per coinvolgere prima di tutti noi, perché chiaramente se noi per primi non crediamo in quello che facciamo, la cosa non viene, credo, bene. Quindi una volta che noi siamo convinti di quello che andiamo a fare, anche il pubblico è più incentivato ad essere convinto di assistere a uno spettacolo. Grazie. E poi volevo farti e farvi complimenti perché raramente delle Miss così disparate stanno così bene insieme. Veramente è una cosa... Magari i colori cozzano un pochino, ma non è che non abbiamo degli stilisti, ma li assumeremo molto presto. No, fatene a meno perché va bene così. Grazie allora, ciao ai Capapro. Direi così, da Zibba ci ha preparato qualcosa che scopriremo adesso tra poco. Io ci tenevo, a nome mio e di Musicultura tutta, a ringraziare Zibba per essere qui stasera con noi. È un artista, un ragazzo che stimiamo, e lo stimiamo perché sa far scorrere la vita nelle canzoni sue e anche in quelle che scrive per gli altri. È reduce da un fortunatissimo tour e questa, diciamo, è una sorta di appendice a questo tour. Stasera è con noi Zibba. Buonasera.
sfumature del freddo sono assurde, quanto le stanze separate, dove cominciano le tue mani, resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte, ora che ne sono parte. Farsi male non è stata mai una soluzione, e meno male che domani è andato il sole. Dormi ancora, fuori ora c'è ancora troppo vento. Ci restano le parole e ci resta tutto questo tempo. E poi capisci che vale tutto, le scuse in bocca e sentirle amare. Farsi da parte è più difficile quando non so dove andare. Mi sarò perso qualche cosa, se ho mal di pancia da sempre. Stanotte non ho dormito e non distinguo il presente. Farsi male non è stata mai una soluzione, e meno male che domani è andato il sole. Dormi ancora, fuori ora c'è ancora troppo vento. Ci restano le parole e ci resta tutto questo tempo. Farsi male non è stata mai la mia risoluzione. Farsi male non è stata mai la mia risoluzione. Farmi male non è stata mai la mia liberazione. Non è stata mai una soluzione. E meno male che domani è andato il sole. Dormi ancora, fuori ora c'è ancora troppo vento. Restano le parole, resta tutto questo tempo. Posso avere un po' di chitarra in più? È un onore per me essere su questo palco questa sera, aver assistito a questo concerto bellissimo. Alcune cose mi sono piaciute davvero tanto, ringrazio per avermi invitato, perché oltre ad essere un onore, oggi festeggio, come diceva prima la voce fuori campo, la chiusura di un periodo lunghissimo, un periodo che è durato poco più di 2 anni, nel quale mi è successo quasi di tutto. Insomma, fra le cose mi è anche nato un bambino e sono diventato papà, quindi in mezzo a 3 dischi in 2 anni e un sacco di lavoro, un sacco di giorni in giro, la nascita di un bambino, la morte di un amico, un sacco di cose in testa. Chiudere questo periodo per me oggi qui significa una canzone che è forse quella che mi rappresenta di più dopo che ha avuto una vita più televisiva. Senza dite. Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio, e adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare.
spesso nemico del tempo, specie se non ti ho accanto. Stanotte dormi da sola, che mi va a fuoco la gola. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare al buio non è affatto uguale, senza di te è una finestra senza vetri, senza di te è un po' un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare. Ti tocca il ruolo di amante neutrale, sei la tua parte migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare. Hai conosciuto il mio peggio e con il tuo mi hai fatto male. Le cose semplici ai vigili urbani, a noi una città più reale. Ci scopriremo nel tempo per poi coprirci con cura e costruiremo sbagliando e forse non avrò paura, e regalandoci vita, scambiando sangue e opinioni, vedremo i giorni fiorire negli occhi di un figlio che avrà i miei bottoni. E credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che aspetto anche tutta la vita per vederti tornare dalla guerra mondiale. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te è un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare al buio non è affatto uguale, senza di te è una finestra senza vetri, senza di te è un po' un'estate senza il mare, senza di te non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare, non mi ricordo come fare, oh, non mi ricordo come fare. Non ero ancora diventato papà e neanche forse era ancora nella mia testa, ma insomma nella testa da tanti anni, ma non nei progetti imminenti. E mentre un mio amico, anch'esso cantante, diventava papà ad una età anche più adulta della mia di ora, che sono papà già da 2 anni. Quindi. E mi sono chiesto come potesse essere difficile giustificare la continua assenza ad un figlio. Mi ricordo che quando ero ragazzo, siccome io abito a Varazze, un paese sul mare in Liguria, venivano tutte le ragazze da Milano in vacanza e noi ragazzi usavamo limonare con queste ragazze, nel senso trovavano delle situazioni per cui si creavano delle cose. E quindi quando poi a settembre le ragazze partivano bisognava trovare una scusa per lasciarsi elegantemente, ma non... E quindi si diceva, sai, la distanza rafforza il rapporto. E quasi tutte più o meno ci credevano. Però a un figlio non puoi dire questa cosa. È una consolazione troppo piccola. Così ho scritto questa canzone dedicata a lui. E poi sono diventato papà e ho scoperto che è esattamente così. Non si può. Le distanze. Pochi metri camminati ad allenare il petto che resti in forma. Muovi piano la testa, ho bisogno di vivere, sono un mendicante ignorato nel centro di una capitale. I nostri sogni ci somiglieranno ancora, devi mordere il tempo prima che faccia sera.
non uscire dai giochi. Ho bisogno di pochi discepoli e molti più cuori, nel senso con la più scarsa poetica. Hai tutto il tempo che vuoi, tanto le distanze ci nutriranno, tanto della notte ci resta il giorno, e domani torna se ne hai bisogno, che se non ci sono mi trovi. Tu che minuti li hai contati, senti ancora la voglia di uno stringerci sano, e io ho sempre paura del dopo, è solo che non sopporto più che qualcuno mi manchi. E ciò che manca da sempre continuerà continuando a mancare, contando in tasca dei buoni, mal che vada ci trovi un indirizzo da salvare. Hai tutto il tempo che vuoi, tanto le distanze ci nutriranno, tanto della notte ci resta il giorno, e domani torna se ne hai bisogno, che se non ci sono mi trovi. Oh, che se non ci sono mi trovi, oh, che se non ci sono mi trovi, oh. Grazie. Il festivalone si conclude a metà di febbraio circa. Il 26 di marzo ero già in studio a registrare la prima canzone per il nuovo album, quindi, che era appena uscito da 20 giorni. Quindi è un po' quello il delirio che vi raccontavo prima. Questa canzone è nata una notte quando ero in studio, stavo dormendo su un materasso in studio perché dovevamo fare veloci, al mattino dovevamo registrare e poi ripartire immediatamente. E alle 5 del mattino, insonne, ho ricevuto un messaggio di quelli che ti cambiano un po' la vita. E quindi ho avuto voglia di scrivere questa canzone, il primo capitolo di Muoviti Svelto, che è un album che ormai festeggia un anno fra pochi giorni. Questa canzone racconta di quanto ogni bella notizia porti dentro qualcosa anche del suo contrario, quanto tutto quanto sia allo stesso tempo medicina e dolore. E basta. E scrivi se non vuoi più parlare. Ho fatto tardi ma ero perso. Si tratta d'amore. Non voglio darle altro nome. Non me lo chiedere nemmeno. Dimmi se non stai meglio ora, con meno tempo perso, a star seduti a spiarci, con un cambio di mano, ad ogni sguardo all'incrocio. E cambia ancora una volta idea, e poi torna pure a dormire, sul tuo letto deserto, fogli bianchi stesi ad asciugare in eterno. Ho ricevuto una lettera ancora e non mi sono visto ululare ad una luna lasciata sognare sulle ginocchia stanche sperando di morire. Ti sembrerà la cosa più strana del mondo, ma ho bisogno di questo ogni tanto, di un materasso per terra, perché l'insonnia infernale mi venga ad aiutare. E forse imparare a parlare è
un gigantesco errore. Se poi lo stare in silenzio è quasi una punizione, la medicina è il dolore. La medicina è il dolore. Tuturu, tuturu, tuturu. Tuturu, tuturu, tuturu. Con il buio per amico, vedi luci in lontananza. Senti bene cosa dico, non c'è cielo in questa stanza. No, no. Filtra luce ma non so più da quale direzione. E dentro l'ombra le tue mani cercano illuminazione. Ma la storia la conosci, sono io il mio dottore. Ho già in bocca il suo sapore. La medicina è il dolore. 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 Tuturu, 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 tuturu. La medicina è il dolore. La medicina è il dolore. No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno, andavo al mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio, senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno vero. Grazie mille. Buona serata a tutti. Grazie a Zibba ancora. E siamo giunti ai riconoscimenti finali della serata. Un certain regard, che è assegnato su scelta della Commissione d'Ascolto di Musicultura, e il premio del gradimento del pubblico, che subito dopo sarà decretato. Per l'assegnazione del premio Un certain regard mi fa piacere invitare sul palco il vicepresidente della Società Filarmonica Drammatica,
alla quale non saremo mai abbastanza grati per l'ospitalità che ci offre per queste serate. E quindi chiedo ad Alfredo Molinari di dirci il nome del vincitore. Buonasera. Siete sempre numerosi alle edizioni live perché la Filarmonica è onorata e ha il piacere di ormai da molti anni accogliere. I vincitori di questa sera sono il gruppo Sikitikis. Grazie. Una foto se permettete. E ricevete in omaggio una pubblicazione dell'Università di Macerata, nostro partner culturale. Foto di rito. Dimmi tu che sei questa università. Grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao. Grazie, viva il lupo. Consegno il premio al frontman. Buonasera a tutti. E veniamo adesso a noi, anzi a voi. Vi ricordo brevemente le modalità di voto per chi per la prima volta fosse qui stasera. Ogni poltroncina ha un dispositivo di voto, penso alla vostra sinistra, e qualcuno mi dice a destra, insomma, presso la poltroncina. Per attivarlo e quindi successivamente votare è sufficiente premere uno qualsiasi dei pulsanti che vedete. Vi lascio un po' di tempo per farlo. A questo punto vedremo scorrere sullo schermo le fotografie e i nomi degli artisti che si sono esibiti stasera e il numero di codice abbinato a ciascuno di essi. Quindi numero 1 per chi vuole votare B, numero 2 per Luca Benicchi, numero 3 per Sikitikis, 4 per Luca Tudisca e 5 per Capabro. Direi che siamo pronti. 3, 2, 1, si vota. Abbiamo 30 secondi per il voto, dopodiché vedremo comparire direttamente il nome del vincitore. 3, 2, 1, ci siamo? Almeno spero. Sì. Luca Tudisca. Chiedo le luci sul palco e per premiare Luca Tudisca invito sul palco il presidente della Federazione Provinciale Coldiretti, Francesco Fucili, che oltre alla targa credo abbia pronto un vero e proprio paniere, chiamiamolo così, ricco di prodotti del territorio. Luca Tudisca. Grazie, buona serata a tutti. Per chi vuole l'appuntamento è domani alle 21. Ciao.